Una messa ieri nella Valle dei Templi per celebrare la visita di San Giovanni Paolo II ad Agrigento, nello stesso posto in cui lanciò l'anatema "Mafiosi convertitevi", una iniziativa organizzata dalla parrocchia di Santa Rosa. Don Luca Camilleri. È stato un momento storico per la storia della Sicilia, per la storia della lotta alla mafia e anche per la storia della Chiesa, no? Ecco, sono quei momenti importanti in cui i papi si fanno interpreti dei sentimenti di tutto il gregge che, ecco, la Divina Provvidenza ha loro affidato e chiedono, ecco, al Signore che possa convertire gli animi, in questo caso di queste persone che non giovano alla vita della Chiesa, che lottano, ecco, sostenendo il male e che hanno provocato tante vittime nella storia della nostra Sicilia. C'è un documento di tutti i vescovi siciliani che l'anno scorso hanno ripreso questo concetto. Sì, ho fatto riferimento nell'omelia proprio a questo documento "Convertitevi", che, ecco, trae il suo nome da quelle famose parole che 26 anni fa Giovanni Paolo II nella sua invettiva contro la mafia pronunciò, ed è un documento in cui, ecco, i vescovi, tutto l'episcopato siciliano, già questo è un segno, ecco, profetico di compattezza, di unità, di comunione all'interno dell'episcopato siciliano, invocano ai fedeli, ecco, una conversione di uno stile, di una prassi che spesso ha ceduto un po' ai condizionamenti ambientali. Oggi Agrigento ricorda con una messa Giovanni Paolo II nella sua venuta storica ad Agrigento. E lei ha un ricordo particolarmente vivido di quella giornata, al punto tale che... appunto tale che da presidente del Lions 15 anni fa ho preso l'impegno di curare quest'area dove insiste la croce, che è stata eretta in suo ricordo, e da 15 anni il Lions Club Agrigento Oste continua a curare la pulizia dell'area. L'abbiamo arredata con un altare, dei sedili, ripitturiamo la croce periodicamente, e poi da quando c'è la chiesa di Santa Rosa con Don Luca Camilleri, attivissimo, che si interessa pienamente e assieme a noi di ricordare la data della venuta del Papa, che credo che sia, ma non solo per la città di Agrigento, ma per il mondo cristiano, la venuta ad Agrigento, ma il discorso del Papa che non possiamo dimenticare assolutamente. Credo che sia un momento importantissimo per noi. Ricordare quel giorno è essenziale e viviamo questo momento sperando che le cose nella nostra città e nella nostra Sicilia possano migliorare, ricordando e mettendo in pratica le parole del Papa.